Cari amici, benvenuti da Mimmo Vita ad Agricoltura 4.0, il settimanale di Regione Veneto e Veneto Agricoltura sulla difesa delle colture agricole. Ecco le notizie in evidenza e cominciamo con radicchie e lattughe. Con le prime abbondanti precipitazioni di questi giorni sono ricomparse soprattutto negli orti familiari le lumache. I danni possono anche essere consistenti, vanno perciò eliminate le erbe infestanti circostanti, lavorato il terreno o usare prodotti specifici. Cavoli, piante afflosciate che poi ingialliscono e dissecano, sono sintomi delle larve della mosca del cavolo che si nutrono inizialmente dei tessuti esterni per poi penetrare all'interno. Generalmente i danni sono consistenti solo nei trapianti primaverili. E finiamo con l'asparago. Nelle asparagiaie potrebbero comparire anomali ingiallimenti e disseccamenti e la ruggine dell'asparago. Un fungo ancora attivo grazie alle temperature anomale. Che fare? Asportare lontano dal campo le parti colpite e distruggerle. È tempo di cure per la colza. Su questo tema vediamo il servizio di approfondimento. Noi ci vediamo la settimana prossima. Qui siamo in un campo di colza, ma siamo in un momento particolare della crescita della colza. È il momento dell'emergenza e le prime fasi di sviluppo della colza sono molto delicate e bisogna stare molto attenti, bisogna andare in campo e osservare che non ci siano problemi da risolvere. È un seme piccolo e la piantina, come potete vedere, è piccola, quindi anche attacchi di insetti leggeri possono portare alla morte della piantina, bisogna stare attenti. Nelle prime fasi uno dei problemi che possiamo avere sono le altiche, sono dei piccoli coleotteri che fanno dei forellini, se ce ne sono tante, una piantina così piccola in fase cotiledoni può morire facilmente, quindi bisogna intervenire eventualmente con insetticidi nel caso ci siano molte altiche, ma successivamente quando la pianta si sviluppa possiamo avere attacchi di notue per esempio, possiamo avere attacchi di tentredini. Bisogna stare molto attenti perché se questi livelli, queste presenze sono consistenti, bisogna intervenire immediatamente perché in poco tempo una cultura in questa fase molto piccola, di piante molto piccole, può incorrere in riduzioni di investimento importanti. Quindi bisogna andare in campo e controllare frequentemente. Come si interviene? Nel caso si individuino delle popolazioni elevate, in questo caso bisogna ricorrere a insetticidi registrati per la cultura della colza. Una volta che la piantina è cresciuta, che tipo di accorgimenti bisogna adottare? Ovviamente il diserbo, c'è una particolare attenzione anche su questo, anche se poi quando parte è una pianta competitiva anche nei confronti delle malerbe e ovviamente le concimazioni, anche la colza per produrre bene ha bisogno di azoto e noi cerchiamo di farlo con il ratio variabile, cioè a seconda delle zone diverse diamo le dosi opportune per ottenere il massimo con il minimo costo e il minimo impatto ambientale.